È solo uno degli slogan che sono stati scanditi dai partecipanti al corteo pro-Palestina che nel primo pomeriggio da Piazza Castello si è mosso verso Viale Verona. Erano circa 1 migliaio appartenenti a decine di associazioni e sindacati della provincia di Vicenza, oltre ai rappresentanti della comunità palestinese, anche il centro sociale Bocciodromo e Caracol, Rifondazione Comunista, l'Unione Sindacale di Base, l'Associazione Donne per la Palestina. Le diverse delegazioni hanno continuato a scandire slogan sfilando verso la zona di Vicenza Ovest, dove è in corso la Fiera dell'Oro. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Tanti i timori per il ripetersi degli scontri che hanno caratterizzato la manifestazione dello scorso anno. Per questo il centro storico è stato blindato con presenza massiccia di agenti con il controllo dal cielo dell'elicottero della Guardia di Finanza. Fortunatamente non si sono registrati disordini. Una manifestazione che si è svolta nel giorno della firma della tregua a Gaza tra Hamas e il governo israeliano, che domani prevede il rilascio dei primi ostaggi. Per questo da Vicenza si è voluto lanciare anche un messaggio di speranza. Il messaggio di speranza da Vicenza è che l'amministrazione comunale si renda conto che qua c'è una comunità palestinese che viene offesa, che sta piangendo da 15 mesi e non ha fatto nessun gesto di come ha fatto alla comunità ebraica. Noi vogliamo essere trattati alla pari, anche noi piangiamo i nostri morti, anche noi accettiamo le condoglianze dell'amministrazione, cose che non sono avvenute. Da Vicenza pure speriamo che questa tregua sia permanente e che i palestinesi adesso a Vicenza festeggiano con una festa di liberazione dalla guerra, insomma, che è un primo passo per la pace.